Piano però. Ragazzi, siamo arrivati nel punto dove compriamo la macchina. Prendiamo la macchina, andiamo. No, mi sono bagnato tutte le scarpe, no. E questa è la macchina, ragazzoni. Sì. Ma ora andiamola a comprare. Signor Gaetano, devo prendere quest'auto. Così. Ragazzi, ci siamo. Salvo ne sarà felice e accendiamo la macchina. Forza. Prima accensione della macchina, vabbè, si è accesa perché è tanto nuova che nemmeno si sente. Andiamo e andiamola a portarla a mamma Madde e consegniamola a Salvo. Ciao. Ragazzi, ieri Crazy finalmente è stato promosso, finalmente alla patente, finalmente. E allora mamma Madde ha pensato una cosa, una sorpresa, una bellissima sorpresa per Crazy. Indovinate qual è questa sorpresa? Non l'avete indovinato ancora? Questo panettone, questo è il regalo per Crazy, per il nuovo patentato. Non è proprio questo veramente il regalo, ragazzi, questo no. Dai, poverino, questo no. Buono sì, però. E la sua nuova auto, l'auto dei sogni di Crazy. Chiamiamo adesso Vince, perché è lui che porterà l'auto di Crazy. Per chi non lo conoscesse, Vince è il suo migliore amico. Rio, ma che fai, Rio? Mi stai distruggendo la casa, Rio. Amore, Rio. Tu mi sta distruggendo la casa. Lui e Crazy mi stanno distruggendo la casa. Pronto? Vince, ma a che punto sei con la macchina? La già stai ritirando? La sto prendendo ora, c'è Vieni subito. Dai, ce l'abbiamo fatta. Questa sarà una mega sorpresa per lui. Wow. E adesso dobbiamo aspettare. Il viaggio durerà un bel po' di ore. Vediamo che ore sono. Non ho l'orologio. Oh mio Dio, che spettacolo questa macchina! È bellissima! DJ! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente ci siamo! Oddio mio! Quanto è durato questo viaggio? È stata un'eternità! Tutta la notte, guarda. Non ti dico, vabbè. Bellissima. È meglio portarla a salvo ora la macchina. Sì, ce l'abbiamo fatta, dai, bellissima, che bella, amore mio. Sarà contento di Sì, vedere sì. questa sorpresa. Anzi, no, aspetta un pochino, un'altra cosa voglio fare. Sì? Lo vado a chiamare. Lui per ora è lassù a letto. Ah, sta dormendo? Sì, e lo portiamo qua. Va bene, va bene. Ti aspetto Vediamo, qua. andiamo. Mamma, dove mi stai portando? Mamma, non vedo niente. Una cosa bella. Ma perché mi hai preso per l'orecchio? Dai, Mamma, non vieni, vedo. vieni. Anche l'orecchio. Fermiamoci. Mamma, Fermo. che significa fermo? Mamma, mi Fermo. spieghi dove mi stai portando? Ho una sorpresa per te. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Dove sei? Dopo Dove sei? ore. Vieni qua. Qua, Qua sei. ferma, Sì. ferma. Ok, dove siamo? Uno. Ma cosa uno? Due. Ma poi che cosa sta succedendo, mamma? Chi c'è qui? Sento passi di... Ferma. 2 e mezzo. E 3. Apri gli occhi. Vincenzo? Vix, ma che ci fai qui? Ma che Vincenzo. Ma tu ci vedi? Ma ancora sonno. Ma io qui vedo solo Vince! Sì, ma devi vedere pure un'altra cosa, Crazy! Guarda dietro, guarda. Guarda dietro di me! Crazy, è questo che devi guardare, non me! Mamma! So che ci sopra io! Mamma! Questa di qua devi guardare! È uno scherzo per forza! È la mia macchina preferita, è la Polo! Veramente la mia macchina. Ah, ok! Ah, ti sei comprata macchina! Certo che mi sono comprata macchina. E io che pensavo fosse la mia, va! Mi piace, dai. Io Che posso pensavo fare una fosse la cosa. mia. Te la posso fare solo portare da qua a là. Che ne pensi? Cioè tu mi hai fatto venire qui solo per farmi vedere la tua macchina e mi hai detto che c'è una sorpresa per me ed è una sorpresa per te. E certo, quando usciamo poi usciamo tutti con la macchina. Me ne ritorno. Dai, vieni. Io me ne ritorno. No. Aspetta, veramente c'è un'altra sorpresa. Mamma, di cosa si parla? Mi sono Devo rotto. dirti una cosa così, piccola. Quindi cosa? Intanto, dai. Saliamo, Prova, saliamo. sali. No. Sali. Davvero molto bella. Mamma. Ma è la mia macchina preferita questa qui. Presa per me? Ci fai qualche giretto anche tu? Ma cioè, era questa la sorpresa, fare un giretto con la tua nuova macchina. Ma vai, va. Io pensavo me l'avessi regalata. Era troppo bello per essere vero. Bellissima, vero? Sì, è la mia macchina preferita. Che ci fai? Challenge con la mia macchina preferita, Allora ti dico la Polo. una cosa bella. Mamma, dai, non scherziamo. Questa macchina
È tua! Ma stai scherzando, mamma? Ma è la mia macchina! Oddio, mamma, dai, ti prego, dimmi che non è uno La scherzo. sei meritata. Mi hai regalato la mia macchina preferita? Questo è un regalo di papà. Ma stai scherzando, mamma? Questa te la sei meritata, è Oh tutta tua! mio Dio! No, devo andare per forza a dire ai miei amici. Andiamo. Vincenzo, mi hanno regalato una nuova auto. Eh sì, è ovvio, te l'ho portata io tutto il viaggio, tutta la notte. Beh, cioè, ora vuoi che la guidi tu? Certo che la guida lui, certo. Ora è tutta sua, può fare quello che vuoi. Sempre, tra virgolette, fare il ragazzo educato, sistemato e tutto. Ecco già che inizi con le regole. Comunque, che significa che l'hai portato tutta la notte? Hai fatto un viaggio per me? Cioè, ma è assurdo. Eh sì, è ovvio, ho fatto il viaggio per te per tutta la notte. Il viaggio è durato 7 ore per tutta la notte per te, cioè, questo lo devi capire. Io ok, ma adesso voglio vedere meglio la mia nuova auto. Andiamo. Eh sì, lo sai che questa macchina può diventare anche un iPhone? Un iPhone? Ma che cosa stai dicendo? Dai, non dire cavolate, Vinx. Sì, Crazy, e adesso te lo faccio vedere soltanto con questo cavo attaccato al mio telefono. Te lo posso fare diventare un iPhone. Guarda qui, guarda, adesso si collega. Guarda, la connessione viene stabilita al termine dell'Apple Care. Guarda, guarda cosa si... Guarda, ma è diventato un iPhone! Ma stai scherzando, spero! No, Crazy, è la cosa più bella che si può mettere pure Spotify. Guarda qui, guarda, ascolta le ricette, vabbè, tutte le tue musiche belle, dai, puoi ascoltare. Ti voglio provare questa bestiolina, intanto accendiamola. Vai ragazzi, giriamo la chiave. Let's go, è partita. Ti stai dimenticando la cintura? Effettivamente non è che abbia tu tutti i torti. Vabbè, la mettiamo subito e partiamo. Andiamo, mettiamola prima, signori e signori. Oh, è partita. Che peso. Non dovrei guidare così velocemente, eh? Ragazzi, a me sembra una bella bestiolina. È l'auto dei miei sogni e ce l'ho qui tra le mani. Sì, ma Crazy, ma devi camminare piano però. Cavolo, l'ho combinata grossa. Mi sono dimenticato di ringraziarti. Grazie mille. Te lo meriti, te lo meriti tutta, io te non la me meriti. l'aspettavo e non è nemmeno uno scherzo, mamma. Ma quale scherzo, finalmente questa volta è una cosa vera. Sempre scherzi. Va bene, dai, adesso Dai, vai. rispondi al telefono che Vai a ti fare un chiamano. giretto. Vado a fare un giretto. Pronto? Mamma Matt.